La famosa questione di centimetri o legge di gravità e il signor Pairetto ha diretto davanti a 22.000 testimoni. Il calcio per fortuna non sarà mai una scienza esatta, ma solo una pratica sportiva. Si racchiude qui in sintesi Udinese-Lazio. La manfrina, commentata nel primo tempo, è proseguita anche nella ripresa. Poi al minuto 16 entra in scena il direttore di gara. In negativo cambia la storia dell'incontro. Immobile dalla sinistra entra in area e va giù pochi istanti prima del contatto con Masina. Per l'arbitro è rigore netto, senza consultazione diretta al VAR. Dal dischetto va Immobile per il vantaggio ospite. L'Udinese cerca la reazione, anzi trova pure il pareggio con Nestorowski che insacca di testa, ma il guardialine sotto la tribuna alza la bandierina per una posizione dubbia del giocatore friulano al momento della staccata vincente. Si va avanti così fino al triplice fischio finale. Alla fine Udinese 0, Lazio 1. Ora per i friulani ci sarà l'ultima trasferta stagionale, sabato prossimo alle 15 allo Stadio Rechi contro la Salernitana, prima del gran finale il 4 giugno, quando allo Stadio Friuli arriverà la vecchia signora per la chiusura del sipario della stagione calcistica 2023-24. Dallo Stadio Friuli è tutto, grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonasera.